A Natale il Veneto è arrivato con il portafoglio aperto e voglia di autenticità. La spesa delle famiglie per il mese di dicembre tocca quota 2,267 miliardi di euro, l'8,5% del totale nazionale. Un dato che fotografa un mercato vivace dove la componente artigiana gioca un ruolo decisivo nella qualità dei prodotti, nella personalizzazione e nell'identità territoriale. Sono prodotti di qualità, tanto che questi prodotti recentemente sono stati anche riconosciuti dall'UNESCO, quindi motivo maggiore per andare ad acquistare e consumare prodotti italiani, da quello che riguarda l'enogastronomia piuttosto che tanti altri prodotti come regali. La parte più consistente del budget, 1,4 miliardi, riguarda alimentari e bevande. Altri 844 milioni si indirizzano invece in acquisti tipici del periodo: moda, benessere, oggettistica, libri, giochi, arredamento e cura della persona. Ed è proprio a dicembre che si concentra infatti il picco dei consumi, un più 28,8% di vendite al dettaglio rispetto alla media degli altri mesi del triennio 2022-2024. Il consumo di prodotti, quindi di servizi, in questo caso che riguardano la persona, anche in questo caso bisogna andare da figure professionali che abbiano fatto dei percorsi, che abbiano una sede, che siano regolari in tutto. Ecco perché gli artigiani rappresentano questa regolarità e questa capacità di fare servizi di alta qualità e quindi che sappiano valorizzare il loro prodotto, ma soprattutto dare una garanzia alle persone che ne usufruiscono.